Oggi esame di Stato 2021. Quest'anno la maturità dei ragazzi si svolgerà in maniera diversa rispetto alla tradizione. Niente prove scritte ma soltanto colloqui orali. Noi di qdpnews.it siamo venuti nelle scuole di Conegliano e Vittorio Veneto per sondare lo stato d'animo dei maturandi. Sicuramente tantissima ansia e tensione e non so in realtà come andrà, ma anche perché in realtà anche i nostri professori ci hanno detto che non sapranno come gestire questa maturità, però quindi anche per loro sarà un po' la prima volta, quindi sappiamo che partiamo dall'elaborato e poi ci saranno domande di italiano e poi ci daranno un documento da cui partire e collegarci con le altre materie. Passare dalla DAD, quindi la didattica in distanza, a quella in presenza non è stato per niente facile, perché sono due maniere di studiare completamente diversi. E è molto più difficile per me seguire in didattica a distanza perché la maggior parte delle volte il nostro wifi non funzionava, quindi era veramente difficile seguire le lezioni. Allora, io mi sono preparata da 1 settimana e mezza che sto ripassando tutto quanto il programma e per fortuna nelle ultime settimane di scuola i prof ci hanno fatto interrogazioni di tutto quanto il programma, quindi l'avevamo già rivisto insieme e è stata dura. Però per oggi pomeriggio tento di ripassare tutto quanto così da domani arrivare pronta. Avresti preferito fare la maturità nella forma tradizionale, quindi prove scritte e prove orale, o sei contenta che si esaurisca tutto nel colloquio? Allora, da una parte preferisco nel colloquio, così ci celebrano una giornata solamente, e dall'altra parte però io vado meglio negli scritti, quindi da un certo punto di vista preferivo anche lo scritto, però va bene così. Allora, sicuramente sono molto nervosa. Spero di far bene, però sono davvero generalmente una persona ansiosa, quindi adesso ancora di più. Non ho dormito bene e spero di essere abbastanza riposata da riuscire a ricordarmi tutto quanto. Tanta paura. No, avrei preferito quella tradizionale perché io generalmente negli orali ho abbastanza difficoltà, quindi avendo anche avuto la possibilità di fare iscritti forse avrei alzato un po' più la media, però insomma va bene così, per l'anno che abbiamo fatto va bene. Ma piuttosto bene, sono un po' in ansia, però il fatto del Covid, bisogna dirlo, ha un po' aiutato sinceramente, perché comunque non avere tutti gli iscritti è un bel aiuto. Speriamo vada bene. È andato bene, sono stati super fantastici i prof, sono stati gentili, non ti fanno entrare in ansia e tu puoi fare tranquillamente il tuo esame, ti aiutano se hai qualche difficoltà, perché ovviamente l'ansia è normale che ci sia, e quindi sono stato contento anche del mio esame. Erano tutti professori interni o anche esterni? Tutti professori interni, e dopo c'è il presidente che era esterno, che veniva da un alberghiero che non so dove. Avresti preferito fare la maturità nella forma tradizionale o sei contento di aver fatto il colloquio e basta? Sono contento di aver fatto il colloquio, perché così secondo me hai più possibilità di parlare, puoi dire di più la tua, perché sennò il colloquio precedentemente aveva meno tempo di parlare, quindi sono contento di averlo fatto così. Allora, quando mi sono presentata ero molto tranquilla, volevo andare proprio serena perché non vedevo l'ora che finisse, togliermi questo enorme peso. Sono partita appunto con l'elaborato molto sicura, l'ho proprio fatto bene e poi le domande seguenti sono andate come dovevano andare, l'unica cosa non vedevo l'ora di uscire per essere libera totalmente, ecco. Bene, sicuramente meglio di come mi aspettavo, sono riuscita a gestire l'ansia, la tensione, quindi aiutano un sacco e quindi sono contenta di questo. Sono molto tranquilla, non ho ansia, anche perché sono sicura già di essere passata, quindi sono a posto, molto molto tranquilla veramente. Sto studiando ma non troppo, perché non si studia mai troppo. Sono molto tranquilla comunque. Com'è stato quest'anno scolastico un po' particolare? Un po' difficile dal punto di vista perché non si poteva venire a scuola, non si poteva incontrare i compagni di classe, magari anche confrontarsi prima della verifica, capire se qualcosa si sa, qualcosa non si sa, invece si era sempre in chiamata, quindi era un po' più difficile apprendere. Poi quando siamo venuti le ultime settimane in presenza è stato sicuramente più facile, ho imparato praticamente più nelle ultime settimane che in tutto il resto dell'anno. Allora, avrò l'esame di maturità il 18, precisamente questo venerdì qua, e lo sto affrontando principalmente studiando sulla piattaforma che ci ha dato a disposizione la scuola. Simuliamo delle interrogazioni a vicenda per poter metterci sotto stress e vedere fin dove riusciamo ad arrivare
quindi ponendoci domande abbastanza complicate per prepararci all'esame.